Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati amici dell'oroscopo, anche oggi in compagnia delle stelle di Radio.0. Andiamo a sentire di più sulle novità che ci riserva anche questo mercoledì 16 giugno. Intanto un buon ascolto! Iniziamo quindi dall'Ariete. Sentimentalmente siete in pieno fermento, l'umore risente delle novità, in generale per voi l'unica costante dell'universo è il cambiamento. Un colpo di fortuna potrebbe apportare nuove entrate, un momento diverso con chiamate oggi spezzerà la routine. Toro, il passaggio odierno della luna in Vergine è un vero toccasana per le molte difficoltà pratiche che vi tolgono il sonno e la tranquillità. Pratici, efficienti e rapidi nell'agire, vi dedicherete a fare ordine, spazzando il campo dal superfluo. Gemelli, a causa della luna in Vergine anche per voi le vostre iniziative professionali, almeno temporaneamente, sono in fase di revisione, ci sono impedimenti e qualche piccolo cavillo. Un problema familiare affrontato con troppa leggerezza, vostro malgrado necessita di essere rivisto. Cancro, grazie a una buona dose di senso pratico, lavorare oggi non vi pesa, tanto più se in ballo ci sono programmi ambiziosi o richieste da inoltrare. Tenerezza e buonsenso ristabiliscono la pace e favoriscono l'intesa sia in famiglia che nell'attività. Leone, cercate di badare al sodo, amici del Leone, e di non perdervi in progetti nebulosi, magari dietro consiglio di un amico, piuttosto consolidate le certezze acquisite. Potrete smaltire buona parte degli impegni arretrati e sbrigare oggi con successo incombenze noiose ma necessarie. Vergine, impuntarvi per ragioni di principio con partner e soci non giova alla vostra economia, fate un passo indietro per non sprecare tempo e risorse. Ostacoli e tensioni varie vi catturano oggi, fronteggiateli subito con razionalità, pragmatismo e senso della misura. Bilancia, sarete propositivi e pronti a muovervi con entusiasmo e ad abbandonare qualche nociva abitudine. Qualcuno a voi vicino chiede conforto. Migliorate la qualità del rapporto, almeno provateci esprimendo con estrema sincerità emozioni, bisogni e debolezze. Scorpione, ottime premesse per l'amore, specie se chi vi interessa bazzica il vostro ambiente di lavoro. Tutto procede secondo la tabella di marcia, che sollievo. Pregustate le avventure che vi aspettano in estate, a detta delle stelle vi scoprirete innamorati cotti. Sagittario, come una doccia fredda, contrattempi e malintesi intervengono a spegnere i vostri bollori. Risultato? Nervosismo, umore scuro e insofferenza. Laddove occorrerebbero ordine e sistematicità, apparite sconclusionati e del tutto privi di senso pratico. Capricorno, giornata ideale per concedervi un po' di relax, ritemprarvi a contatto con la natura, praticare sport o coccolarvi con qualche trattamento di bellezza. Vi attendono conferme da parte dell'ambiente, successi a tutto tondo e serenità nella vita di relazione. Acquario, dopo la girandola dei giorni scorsi, un attimo di pausa per fare il punto della situazione prendendo in esame anche le esperienze del passato. Occupatevi oggi di casa, faccende e finanze, tirando le somme potreste scoprire una gradita sorpresa. E chiudiamo con gli amici dei pesci. La luna nel suo aspetto dinamico vi invita a scommettere su progetti nuovi, forse non ancora ben delineati, tutti da studiare o da inventare. Un aiuto provvidenziale potrebbe arrivare a togliervi dagli impicci, non bisogna mai disperare. Ed è tutto quindi per oggi dalle stelle di Radio.0, anche in questo mercoledì vi salutiamo e ci risentiamo domani ancora con tante novità. Intanto grazie per essere stati con noi, una buona giornata e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0